benvenuti in questo nuovo video, nuovo video. Oggi parleremo delle differenze tra ieri e oggi, quindi i cambiamenti che ci sono stati in tutti questi anni, dall'epoca dei nostri genitori fino ad arrivare Pronto? Sto facendo un video. Ma pare proprio fratello. La prima cosa che ha cambiato questo mondo, cosa è stato? I cellulari sono stati, i cellulari perché comunque hanno avuto, diciamo, uno sviluppamento tutto sviluppato, no? Allora si sono sviluppati. E niente, quindi sono usciti, diciamo, il touch, prima non ci c'era neanche il foto, poi sono usciti il foto, poi il touch, l'iPhone, l'Android, Bluetooth, Wi-Fi, tutte queste cose qua nuove che comunque all'epoca non sapevano manco che cacchio era, no? E niente, quindi abbiamo fatto queste differenze. Guardate un po' come erano un tempo i cellulari. Guardate un po'. Wow, meglio si fir. Erano resistenti quei cellulari, erano proprio resistenti. E poi potevano essere utili anche per altre cose. Tipo? Martello, dammi il martello. Mamma amici. Oh. Vediamo oggi come sono questi cellulari. Mi sta dicendo Sì, è così, è una triste realtà, però è così. Con i telefonini è cambiata anche la nostra generazione, cioè quindi i modi di giocare, i modi di crescere proprio. Un tempo era così. Passa! Invece oggi è un po' più tragico. Oh, passa! È una triste realtà, però dobbiamo ammettere che è vero, sperando in un miglioramento comunque su questa cosa, perché non è bello. Con i telefonini, con la nuova generazione e con i nuovi cellulari, gli smartphone, sono uscite nuove modalità di fotografarsi, di farsi foto. Se prima era così, ora È così. è così. Come mi piace, voglio far morire la lavatrice e mi si stava si taglia a pantalone, voglio far morire pure. Sì, purtroppo ragazzi abbiamo assunto delle smorfie fisiche. E niente, praticamente ci mettiamo in tante posizioni per farci le foto, quando poi un tempo, diciamo, erano solo foto ricordo. Ma era una famiglia Rams. Quindi ci facevamo foto per ricordare quel momento, no? E poi eravamo più io non lo so, cioè a me mio padre me l'ha detto sto fatto, mi ha detto che comunque non si sorrideva nelle foto, era una foto così seria e poi veniva conservata per ricordare. Invece oggi è tutto diverso, oggi ci facciamo foto in ogni momento. Quindi invece di metterla in una cornice, Mettiamo un coppa a Facebook. quindi è cambiato un po' la cosa praticamente. A parte che condividiamo i nostri momenti con altre persone, con i nostri amici, con gente che magari nemmeno conosciamo. Prima era più una cosa riservata e secondo me più bella. Per concludere voglio concludere così. Prima come si andava in bagno? Poi potete immaginare, no? Colpi di pistola contro la vetrina di un negozio. E invece oggi ragazzi è La cambiato. triste verità. La triste verità è cambiato un po' tutto. Tutto. E si va così in bagno oggi. Che fai? Sto cagando. No, aspettate, cioè non diciamo sto cagando, diciamo così. Che fai? Sto ascoltando musica, tu?
Ragazzi, il video si conclude qui. Spero che vi abbiamo strappato qualche sorriso a chi stava con il muso muscio. No, muso muscio. Tu come stai? Il muso muscio? Quindi ragazzi, il video si conclude qui. Iscrivetevi al canale là giù, perché comunque questi video così li metterò solo sul mio canale. Quindi se vi iscrivete e quando andate su YouTube vi esce nell'home che io ho caricato un nuovo video. Se invece non vi frega un cazzo, non vi iscrivete ragazzi. Se volete potete seguirci sui nostri profili personali, Arena Luca e Carmine Migliaccio. Io non posso accettare più richieste, quindi se volete potete seguirmi e quindi vedere tutto ciò che pubblico riguarda i video, riguarda i miei stronzacci, eccetera. Se questo video vi è piaciuto, schiattate Un bel mi piace. schiattate un bel mi piace sotto a questo video, condividetelo su Facebook, Un bel commento. condividetelo su Instagram, se condividi con questo. No. Condividi lo stesso, condividete su Twitter. condividete Su Ash. su Ash. E niente ragazzi, se volete lo fate, no? No. Ragazzi, vi mandiamo Un bacio spacimoso. un bacio tazza e coso. Ciao a tutti!